Dino Longi, lo spoglio, il risultato dello spoglio è stato netto, 70-30. Si aspettava questa risposta dagli agrigentini? Ah, quindi lei mi ha dato una bella notizia, sono arrivato perlomeno al 30. Sì, il risultato è stato netto, ne prendiamo atto, nella vita si vince e si perde, è stata un'esperienza bellissima, entusiasmante, come ho già detto, faccio gli auguri a Sodano e mi auguro il bene per la città, spero che lui affronti con coraggio e tenacia questa avventura della sua vita, nell'interesse di tutti, faremo un'opposizione leale, corretta per gli agrigentini. Cos'è che non è andato, secondo lei, facendo un po' un quadro di tutta la campagna elettorale? Beh, ancora è troppo presto, non una, ma tante cose non hanno funzionato, un momento storico particolare, la frazione all'interno del centrodestra, tutta una serie di vicende che sostanzialmente sono intervenute proprio durante la fase elettorale, il fatto che io sono partito in ritardo, però insomma alla fine, ripeto, è stata una bellissima avventura, ho dimostrato insieme ai miei amici di avere personalità, di avere capacità politica, anche se magari con un dato di questo genere sembrerebbe di no, però chi conosce le cose sa bene che cosa ho affrontato praticamente da solo, da neofita della politica, alla fine è stato un buon risultato, ne sono contento, sono orgoglioso per me, per gli amici, per tutti quelli che mi hanno sostenuto e va bene così. Si potrà creare un clima di collaborazione in qualche modo col nuovo sindaco? La collaborazione nell'ambito dei ruoli, lui è il sindaco di Agrigento, io sono all'opposizione, ripeto, noi faremo opposizione leale e corretta nell'interesse della città. Poi si vedrà cammin facendo, se lui avrà capacità di amministrare, io me lo auguro per la capacità di Agrigento, noi saremo da stimolo, da pungolo, cercando di fargli vedere cose magari che non vede e quindi siamo aperti al confronto e al dialogo. Insomma, alla fine, come ho detto durante tutta la campagna elettorale, prima di tutto viene Agrigento, il resto è fuffa. La spaccatura nel centrodestra, secondo lei, quanto ha influito nel risultato elettorale, nella campagna elettorale? È influito molto, ma non è stata l'unica causa. Ripeto, scontavo un ritardo importante, c'era questa frazione, c'erano dei disallineamenti ulteriori, ci sono state delle vicende che sono arrivate durante la campagna elettorale di certo non mi hanno aiutato, una serie di vicende, una serie di fattori. Certo, se eravamo tutti uniti, abbiamo preso al primo turno il 73%, abbiamo 19 consiglieri comunali, ora si porrà un problema di governance per Sodano perché ha 19 consiglieri comunali contro. Quindi, boh, vedremo.